in rassegna. Partiamo dal primo violino. Luca Soru, anche tu da una vita musicista. Sì, da sempre però, da 24 anni al Teatro Lirico. Esatto, di ho vinto il Cagliari. concorso nel 1994 per primo violino dei secondi e attualmente ricopro ancora quel posto. Senti, come nasce? Ecco, nel 2013 nasce questo quintetto Sì, Sardò. sì. Perché? Chi ha avuto l'idea? Ma l'idea è stata di tutti quanti, cioè ci siamo visti, ci siamo incontrati, abbiamo detto perché non incominciare a fare della musica cercando di fare anche un repertorio che vada al di là del nostro repertorio abituale, perché siamo chiaramente dei musicisti classici. E allora un po' per lo spirito di amicizia, un po' per stare insieme, per divertirci e portare, ripeto, un altro tipologia di musica e aggregare anche quelle, diciamo, persone che solitamente non sono avvezze alle sale da concerto, perché la musica comunque io credo che sia tra le arti la più diretta e serva assolutamente a unificare, al di là della differenza di razza, di religione, di ceto sociale, insomma la musica unisce e porta delle emozioni, che è quello che noi cercheremo di fare stasera. Però ecco, voi avete in qualche modo avvicinato anche il mondo, diciamo, chiamiamo dei giovani, con la musica pop. Voi Sì, ecco, sì, suonate, fate dei concerti, la vostra missione soprattutto è quella dei concerti per beneficenza. Sì, facciamo Questo molti concerti vi per fa molto beneficenza. onore. Sì, sì, anche perché la solidarietà e la musica viaggiano di pari passo. Di pari È passo. importante. Avete inciso 2 CD, Sì, 2 ci abbiamo. grazie a uno sponsor importante, la Secauto Sì, di Cagliari. ringraziamo la Secauto nella persona del dottor Andrea Cuccu, che è sempre stato molto sensibile e attento a questo progetto che noi abbiamo. Ecco, i 2 CD del quintetto Sardò dove è reperibile, dove si può trovare? Si possono trovare direttamente alla Secauto. Ecco, solo la Secauto, non momentaneamente, però a breve sì. O anche via internet? No, a breve avrete ancora notizie, sì. Allora, Sicuramente attraverso la nostra pagina Facebook, Quintetto Sardò Fanpage, e il nostro account Facebook, che chiaramente noi abbiamo la possibilità di visionare tutti i giorni e rispondiamo sempre con celerità. Naturalmente questa per noi è una